Pensavano che sarebbero stati mesi di riposo con il lockdown e le restrizioni agli spostamenti. Invece, il 2020 è stato un anno pieno per il soccorso alpino della Liguria, con 328 interventi, solo 10 in meno rispetto al 2019. Ad influire sono state certamente l'impossibilità di andare in vacanza all'estero e la diffidenza verso le città e i luoghi affollati, che hanno portato molte persone a prediligere escursioni e attività all'aria aperta. Da luglio a settembre è stato il periodo con più interventi, da 40 a 60 al mese, a marzo e aprile 12 in tutto. La tipologia che è ricorsa più volte è stata quella di caduta, cioè persone che sul sentiero, piuttosto che in parete, piuttosto che in bicicletta, sono cadute e quindi si sono causate un trauma, procurato un trauma tale che non gli ha permesso di proseguire in autonomia la gita. Questo qui è avvenuto per più o meno 130 persone soccorse. Perdita di orientamento in cui rientra anche la categoria dei fungaioli, 75 persone, 26 recuperate soccorse per incapacità e 26 soccorse per malore. La maggior parte degli interventi ha riguardato il Levante Ligure, Monte di Portofino e Cinque Terre i luoghi più battuti. In molti casi si tratta di escursionisti equipaggiati male che affrontano i sentieri senza la giusta attrezzatura. A volte confondiamo la facilità d'accesso con facilità di sentiero. Cioè un sentiero, va affrontato con rispetto, va affrontato con la giusta attrezzatura. Percorrere un sentiero con una scarpa da vela, anche se è un sentiero in pianura, tutto quello che si vuole, però comunque non è la scarpa ideale e quindi è più facile prendersi una storta, finire in un buco. Un anno pieno, come abbiamo già detto per il soccorso alpino, che però non si è limitato al recupero di infortunati e di smarriti. A questi vanno sommate tutte le cooperazioni che abbiamo dato in campo di protezione civile, quindi la consegna pacchi, la consegna farmaci, il raggiungimento frazioni isolate, magari con pochissimi abitanti, tutti soggetti a Covid, e il fatto che da luglio del 2020 è entrato in servizio l'elicottero del 118 con base a Villanova d'Albenga, dove noi a bordo abbiamo un tecnico di elisoccorso.